La prima conferenza stampa dei deputati agrigentini del Popolo della Libertà su alcune modalità di formazione delle liste alle prossime amministrative del 6 e 7 maggio si è svolta lo scorso 26 marzo ad Agrigento. Adesso il prossimo 16 aprile il PDL annuncia una seconda conferenza stampa per fare i nomi, si legge in un documento stampa, dei candidati nella lista del Movimento per le Autonomie o collegate a quelle che sostengono il governatore lombardo reclutati dal mondo della sanità regionale. L'europarlamentare Salvatore Iacolino, i deputati regionali Innocenzo Leontini e Nino Bosco e i parlamentari nazionali Vincenzo Fontana e Giuseppe Marinello affermano: nel momento in cui in Sicilia si avvia il processo di liberazione dai vincoli e dalle ombre del governo lombardo, guardiamo con serenità alle prospettive di sviluppo e di crescita che passano da libere e democratiche competizioni a livello amministrativo. Dirigenti, funzionari e professionisti, relativi congiunti o parenti ai quali viene chiesto di prestare il volto con la promessa per avere ottenuto riconoscimenti concreti dal sistema salute regionale. Si tratta di un sistema dopato dove la caccia al candidato è in cima alle priorità dell'azione politica aziendale di amministratori e dirigenti del servizio sanitario regionale. Siamo convinti, conclude Iacolino, che in Sicilia sia arrivato il tempo di scelte libere e responsabili per assicurare adeguati livelli di prestazione e di servizi nei confronti di cittadini esigenti che ambiscono alla tutela forte nei confronti di un diritto, quello alla salute e al benessere, che non può continuare ad essere penalizzato e condizionato da interventi non coerenti e non idonei ad assicurarlo efficacemente.